Ci troviamo nel bacino portuale di Savona, nella zona conosciuta storicamente come il Molo delle Casse. Questa zona serve il traffico ro-ro. La banchina del Molo delle Casse, costruita nella seconda metà del XX secolo, era stata realizzata con massi in cemento armato, semplicemente appoggiati uno sopra l'altro. Nel corso degli anni questi massi hanno subito una rotazione verso mare, andando a creare delle situazioni che non possono più garantire gli ormeggi sicuri. Per questo motivo stiamo attualmente intervenendo con questa nuova opera di ripristino strutturale tramite la realizzazione della nuova parete combinata in pali e palancole in acciaio. Questo tipo di intervento, che prevede la realizzazione di una paratia chiamata combi wall, ossia realizzata tramite l'infissione di pali metallici e palancole intirantate in testa, è il terzo che andiamo a realizzare nei bacini portuali di Vado e Savona. Abbiamo cominciato nel 2019 per ripristinare e adeguare tutta la zona crocieristica del porto storico e stiamo realizzando un intervento analogo sul porto di Vado Ligure. Abbiamo visto che questo tipo di intervento consente di realizzare una nuova struttura davanti alle banchine esistenti, occupando un minimo ingombro senza andare a perdere specchio acqueo. In questo momento sono in corso di realizzazione delle fasi di messa in sicurezza della banchina esistente per sigillare tramite iniezione di calcestruzzo tutti i vuoti che si sono creati sotto le strutture esistenti. L'ultima fase delle lavorazioni prevederà uno spianamento del fondale e la posa di materassi a protezione dello stesso. Questo per garantire una stabilità della quota del pescaggio, in modo tale che le navi con le eliche non vadano a modificare le quote del fondale.